Con l'arrivo della bella stagione il problema della quarta in Basilica a San Marco è un tema che non può essere nemmeno momentaneamente messo in secondo piano. Lo dicono le vizie del meteo, anche di questi giorni. Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserini, è fiducioso e come sempre sulla breccia. Ci sono voluti 3 anni che si poteva fare molto prima e adesso vanno rifinite le cose perché la parte che si è completata non è al 100%, no? E all'interno di queste ci sono delle posizioni che vanno ridefinite da parte dei tre che hanno fatto il lavoro, quelli che hanno messo i soldi. Io faccio sempre riferimento a questi che sono quelli importanti. Mancano però ancora alcuni passaggi di chiarezza. Tutto si compirà quando la posizione affidata al resto, in particolare delle 2 piazze di San Marco, che ha il mio bisogno di essere portato ai 110-115. Verranno effettuati anche da parte della Procuratoria di San Marco molti altri lavori all'interno della Basilica. Ci metta finalmente nelle condizioni che tutto possa funzionare e che anche in condizioni un po' pericolose siano mia certezza che finalmente all'interno di San Marco e fuori della realtà di San Marco tutti possono stare tranquilli.